Bentornati, un nuovo appuntamento con le previsioni meteo, un canale molto profondo sull'Europa nord-orientale scava per portare aria fredda sugli stati orientali mentre flussi atlantici continuano ad azionare per un vortice situato proprio tra la Spagna e la Francia per portare ancora instabilità, soprattutto una giornata di venerdì che arriverà anche sulle regioni del sud e lo vediamo proprio da questa grafica, come vedete proprio il settore del sud, quindi i temporali più baschi già dalla mattinata girano nella Sicilia, Calabria, la Bassa Campania e soprattutto la Puglia, oltre che la Basilicata, mentre avremo un po' più di aperture al centro, a parte qualche temporale sulla dorsale appenninica, specie quella emiliana, e poi al nord con al mattino ancora degli isolati rovesci sul Basso Veneto e in questo caso qualche temporale potrà ancora azionare invece sulle Alpi, le prealpi orientali, soprattutto sull'Appennino settentrionale, attenzione. Poi per quanto riguarda ovviamente la giornata di sabato avremo un anticiclone un po' più invadente, quindi seppur debole riuscirà a conquistare l'Italia e porterà quindi un tempo un po' più stabile tra sole e rasseneramenti un po' su tutta quanta la penisola, però nel pomeriggio potranno svilupparsi ancora dei temporali oltre che all'Appennino anche sulle Alpi e soprattutto l'Appennino rischia, in modo particolare quello tosco-emiliano, fino a sconfinare, pensate, anche sulle coste liguri. E questo porterà quindi un maggior rischio, ma al sud e al centro nessuna variazione, se non sempre sulla dorsale appenninica, mentre avremo temperature stazionarie se non in lieve aumento, valori ancora fino a 20 gradi tra il nord e il centro, con qualche picco oltre, al sud anche fino a 23-24 gradi, specie sulla Sicilia. Per quanto riguarda domenica avremo sole prevalente con pochi addensamenti, salvo sempre appunto la formazione su Alpi e Appennino di qualche temporale locale, ma seppur meno probabile. Anche al centro e al sud non avremo variazioni, però in serata ricordo che potrebbe arrivare sulla Sardegna, specie il basso settore, su Cagliari anche qualche focolaio temporalesco. Temperature che saranno ancora più in aumento, soprattutto al sud. Per quanto riguarda poi la giornata di lunedì, si aziona un profondo vortice, come vedete, proveniente dal Nord Africa, che porta a una fase più instabile sulla Sicilia fino sulla Calabria, quindi potrà azionare questa instabilità nel corso della mattinata al momento, e poi invece sul resto dell'Italia potrà svilupparsi invece un flusso temporalesco più deciso su gran parte dell'Appennino, ma fino a sconfinare, pensate, alla Val Padana entro il tardo pomeriggio e la serata, per l'arrivo di un flusso da nord più attivo e umido. Quindi di conseguenza non avremo anticicloni a lungo termine, e ricordo che questa fase di instabilità a tratti continuerà con clima quindi gradevole, senza quindi conseguenze per ondate di caldo nel lungo termine, almeno questo fino al 21 del mese per ora prevista. Quindi continuate comunque a seguire i prossimi aggiornamenti per non perdere i prossimi contenuti.